Buongiorno Flavia, Buongiorno, e le chiedo cortesemente di presentarsi. Chi è, cosa fa, in quale azienda? sono Flavia Pasquali, sono HR Manager di Corvallis. Mi occupo di ricerca e selezione, di sviluppo e di piani di carriera. Bene, grazie. E lei è qui perché la sua azienda ha aderito al progetto Job Week Veneto di Unioncamere Veneto, assieme alle Camere Provinciali con la direzione scientifica dell'Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi dell'Università di Padova, perché la sua azienda ha dei job che propone a laureati o laureate under 30. Di che job si tratta? Job title, attività, conoscenze richieste e skill. Allora, premetto che Corvallis ha due anime, l'anima digital, che è la parte storica dell'azienda, dove diciamo che sono sempre aperte ricerche per figure di progettazione e sviluppo. Ha un'altra anima dal 2021, quando è entrata nel gruppo Tinexta, che è l'anima cyber security. Corvallis ha esteso le proprie competenze in questo settore. Diciamo che la cyber security, molto velocemente, è una sorta di startup all'interno della nostra azienda ed è un buon momento per entrare perché si può seguire lo sviluppo e la crescita essendone protagonisti. La cyber security è un ambito molto vasto, per cui non si riesce a incalarlo in un concetto, però se vogliamo scendere nei dettagli e cercare una figura oggi per questo progetto, allora parliamo del Cloud Security Architect. Allora, innanzitutto diciamo che diventare Cloud Security Architect è un percorso. Cosa fa il Cloud Security Architect? È una figura strategica all'interno dell'azienda nella progettazione di soluzioni in ambito tecnologie cloud. Lavora a stretto contatto col team di software engineering, deve conoscere i servizi cloud e deve metterli insieme per disegnare delle strutture più complesse. Deve progettare infrastrutture e deve modellare le applicazioni in modo che siano funzionali al business dell'azienda. Il tutto, diciamo, coniugando la business continuity, la performance e la sicurezza. Ma diciamo sostanzialmente che è una figura che fa da trade union tra le infrastrutture e lo sviluppo. Bene, grazie. Da quel che intuisco siete interessati a provenienze da percorsi universitari di matrice ingegneristica e informatica fondamentalmente o Sì, bando. sì, esatto. Bene, in termini di conoscenza delle lingue militari relazionali? Allora, delle conoscenze tecniche, diciamo che deve avere conoscenza di sistemi di infrastructure automation, di cloud computing e dei linguaggi dei principali provider. Deve avere conoscenza della metodologia agile e dei principi DevOps. Detto questo, possiamo dire che mentre in passato la tecnologia era a supporto del business, ora è il business stesso, per cui le soft skill in questo momento sono fondamentali per un'azienda come Corvallis. E quindi noi cerchiamo una persona molto curiosa, dinamica, che abbia voglia di formarsi continuamente e che faccia diciamo dei collegamenti fra tutte le discipline. Ehm, La lingua inglese? la lingua inglese è un buon requisito. Grazie. E adesso qualche informazione relativamente all'azienda. Corvallis abbiamo capito grosso modo cosa fa, però se ci può dare qualche informazione aggiuntiva, dimensioni, localizzazione e più in generale il contesto in cui questa persona potrà inserirsi. Va bene. Corvallis fa parte del gruppo Tinexta, nella cui composizione societaria insieme a Ioro e Swascam forma Tinexta Cyber, che è il primo polo nazionale della cyber security. E come sappiamo la cyber security e la sicurezza in generale è un tema di grandissima attualità. Corvallis ha 615 dipendenti, un centinaio di collaboratori esterni e siamo distribuiti in 11 sedi in tutto il territorio nazionale. La sede principale è Padova. Abbiamo grosse sedi importanti che vanno da Lecce, arrivando a Torino, passando per Roma, Firenze e Milano. Corvallis è uno dei primi system integrator nel settore dell'information technology e della cyber security. La società è presente nei principali gruppi bancari assicurativi, nelle imprese, nelle società di servizi e anche nelle pubbliche amministrazioni. Abbiamo anche un open lab perché Corvallis investe costantemente nella ricerca e sviluppo.
Grazie Flavia. Adesso un paio di buone ragioni da suggerire a una persona perché dica io mi voglio candidare per questo job in questa azienda. Prego. In questo momento storico diciamo che Corvallis ha avviato un progetto interno condiviso con le organizzazioni sindacali che si chiama Working on Home, che è un progetto a cui teniamo moltissimo, che permette a ciascun dipendente di lavorare dove vuole, di lavorare dall'ufficio, da casa, dal mare, dalla montagna, anche dall'estero volendo. Per cui diciamo che non esistono le sedi, perché le sedi ci sono ancora fisicamente, ma uno può lavorare veramente da qualsiasi posto voglia e diciamo che siamo distanti ma siamo sempre connessi tra di noi. E questo è un buon motivo perché mi sono accorta anche facendo colloqui che ultimamente il fattore della flessibilità sia come luogo di lavoro che come tempo, perché Working on Home concede anche una flessibilità di tempo. Per Corvallis il candidato ideale non esiste, esiste un essere umano con l'azienda intorno, un'azienda che si preoccupa della sua crescita e della sua formazione continua. Ed è proprio per questo che in Corvallis ci sono dei processi ben delineati come Talent e Potential che permettono a decine di dipendenti di acquisire nuove competenze, nuove certificazioni, di diventare i nuovi manager e di diventare i protagonisti del loro presente e del loro futuro. Grazie Flavia per la conversazione, per aver aderito al progetto e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro.